Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei parlare un po' di quelle persone che si avvicinano alla magia, all'esoterismo e non riescono a mettere bene a fuoco la differenza fra New Age, è un pastone riciclato degli ultimi 30 anni, inventato in Occidente, e la magia, l'esoterismo, quella materia importante che ha sempre dominato e guidato il mondo negli ultimi millenni, negli ultimi 30-40 mila anni. La magia ha sempre, in un certo senso, pilotato, ha aiutato il mondo a non scendere proprio in basso, no? Però questa New Age, in un certo senso, ha aiutato a divulgare cose e piccoli frammenti o piccole schegge impazzite della magia, ma più in là crea solo danni. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegard, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, dove in Facebook abbiamo un sito, Radionica, Radiestesia e Tarologia del Mentismo, siamo più di 1450 e ti puoi iscrivere. I link sono sotto qui in descrizione. Più abbiamo un sito che il Marietto Veneziano ha creato dal 2015, in cui ci sono 20 ebook, di cui che parla di radionica, radioestesia con tante istruzioni, di cui ne hanno già scaricati più di 150.000. E il vostro Marietto Veneziano ha regalato umanità più o meno 2 milioni di circuiti radionici, quadranti radioestesici con tante istruzioni, tutti gratuiti. Quindi qualcosa il Marietto Veneziano fa. In più c'è una sezione shop dove se qualcuno vuole comprare qualche prodotto esoterico di Hildegard Magnetto Veneziano, prodotti professionali, ad esempio questo ciondo amuleto costa 150 euro più 10 euro di spedizione. Bene, iniziamo un po' questa pillola, no? In cui parlerò del fatto che ci sono delle persone che non riescono o per mancanza di conoscenza, o perché sono state indottrinate, o perché non hanno mai sentito prima, o perché gli hanno detto cose errate, non riescono a ben vedere la differenza, no? Il fil rouge che divide la magia celestiale, la magia dei grimori, la magia rituale, la magia di evocazioni, con il New Age, no? Il New Age praticamente era come il bimbi, gli ha messo dentro un po' di cose e alla fine è uscito un pastrocchio che assomiglia a delle cose esoteriche. Hanno preso destra e sinistra, un po' come la Chiesa di Stato che ha preso delle varie religioni e ha creato la Maria, la Madonna, i santi, gli angeli, insomma ha fatto un grande risotto. Ecco, la Chiesa di Stato era un bimbi del 400 dopo Cristo e la New Age diciamo che è un bimbi, no? Degli ultimi 30 anni, no? Si è messo dentro un po' di tutto, si è schiacciato un bottone e sono uscite di tutto, di più dal Reiki, Theta Healing, quei fili di ferro rotolati e quant'altro. Ma la magia non si fa, no? Sottomettere da queste correnti, perché la magia si dice che va nella grotta, si nasconde, va in sonno, resta sommersa. In Italia noi abbiamo dei grandi divulgatori di magia, uno tra i più grandi è Pierluca Pierini, l'altro è Fulvio Rendel, altro è Sebastiano Maiorca, un altro potrebbe essere la figlia di Fulvio Rendel, grandissima, che c'è in video in tutto il mondo come conoscenze e come divulgatrice di esoterismo. Poi abbiamo personaggi appunto come Fusco, ma anche radiestesisti come Pierini, abbiamo avuto Zamperini, cioè tutte persone che hanno sempre speso tantissime energie a favore dell'umanità italica, degli italiani. No? Alcuni, come Pierluca Pierini, ad esempio, hanno una biblioteca immensa di 14.000 libri esoterici, che sono libri che sono stati scritti nella notte dei tempi, hanno magari 30.000 anni. Oppure come Fulvio Rendel, che ha scritto, o come sua figlia, che hanno scritto dei libri importantissimi, o come Fusco, che ha tradotto dei libri, e anche lui ha fatto dei libri importanti. Però sono sempre stato un pochettino ad appannaggio delle persone un po' più erudite, un po' più, che è anche sbagliato dire un po' più, però effettivamente queste persone che hanno cercato, hanno scavato dietro le quinte, dietro la crosta della Chiesa di Stato o
di questa New Age che porta in giro le persone. La differenza che cos'è? La differenza fondamentale è che la New Age è come un pifferaio magico che sta portando le persone sul dirupo e queste persone poi cadranno in basso strano. Proprio perché sui social, lasciando le scene energetiche, non è altro che di prendere il proprio collare e il guinzaglio e darlo a una persona che neanche si conosce. Invece la magia praticamente cerca, no, di istruire, di addestrare, di creare dei neofiti, dei maghi in erba che crescono, no? Chiaramente vi ho sempre detto che la magia ha dei costi importanti, anche perché una volta, per darvi un'idea, solo i re potevano, ah, o gli imperatori o i faraoni potevano, come si dice, avere il pregio di farsi aiutare dai maghi. Quindi il problema di base è che se uno non si stacca da questi angeli colorati, da questo salto quantico, da queste new ageate, no? Non potrà mai entrare a piedi uniti della magia. E un'altra cosa importante, ci sono molti new ageati, no? Gente che da New Age che è entrata nel New Age e quando vede che non riesce più a far cassa, incomincia a inventare qualcosa di vecchio e si ricicla come mago, ma ha quelle basi da New Age e quindi non riuscirà mai a fare niente di buono, anzi solo danni, no? Io oggi vi presento un libro edito da Edizione Libris, che poi Pierluca Pierini, è un libro bellissimo, no? È un libro, parla di grimori, di rituali magici, è il numero 8, no? È un libro importante, in cui ci sono dei veri rituali. È chiaro che questo è un libro già un po' per avanzati, costa pochissimo, 34 euro. È un libro spiegato benissimo, ha più di 160 pagine, ci sono tantissime informazioni importanti e chiaramente è di Pierluca Pierini, per darvi solamente un'idea, no? Ha dei riti magici che sono stati descritti chiaramente in tutti i suoi punti e che sono stati fatti nel 1500. Cioè, qui dentro c'è del valore esoterico che ha più di 400 anni, lo ripeto, un valore esoterico che ha più di 400 anni. Quindi questo libro non è certo per i principianti, ma è solo per farvi capire che chi si avvicina al mondo dell'esoterismo, no, deve incominciare a capire che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo e questo libro già dà una bella spinta per avere le prime basi un po' serie di cosa vuol dire entrare nel mondo magia. È un libro che ha dei testi del 1500 e costa 34 euro, un prezzo abbordabilissimo. Quindi, cari miei, se siete New Age, no? Gente da New Age, avrete un premio da New Age. Se siete gente da, come si dice, Magus o esoterista, avrete il premio da Magus. Dipende tutto dal vostro campo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.